Perché ha deciso di presentarsi in dibattimento per rendere l'interrogatorio? Penso che sia comunque eh, qualcosa di giusto da fare, insomma, un dovere verso la giustizia, ma soprattutto verso Giulia e tutte le persone colpite. Inizia così nel primo pomeriggio l'interrogatorio della difesa Filippo Turetta. Il suo legale, l'avvocato Giovanni Caruso, vuole far conoscere la personalità del suo assistito e probabilmente del fatto che si sia reso conto della gravità dei reati di cui è accusato e che l'avvocato gli fa ripetere in aula, incitandolo poi a dire la verità. Il modo per rendere giustizia in memoria di Giulia è quello di dire la verità. Caruso vuole che la Corte d'Assise sappia chi è il 22enne di Torreglia che ha ucciso la sua ex fidanzata Giulia, facendogli raccontare del suo percorso scolastico con buoni risultati, degli amici che lui dice non essere molti per via della timidezza, lo sport e i rapporti con le ragazze. Non ho mai avuto relazioni prima di lei, insomma, è stata l'unica. Domande mirate a descrivere la sua personalità. Una personalità che con Giulia, emerge ancora una volta, si era rivelata possessiva e soffocante. Caruso infatti ripercorre con l'imputato la loro storia, caratterizzata da parecchi litigi, tutti conseguenza della gelosia morbosa del ragazzo. Troppo, in certo senso, dipendente, ossessionato dal nostro rapporto, e questo causava ovviamente pesantezza. Turetta dichiara anche che la molla sia scattata il 7 novembre, al culmine di una serie di litigi con Giulia. Qui cominciano i pensieri terribili, dice, mentre vaga in auto arrabbiato, cercando di rientrare a casa ma restando nel parcheggio per un'ora. Tra questi pensieri anche quelli di toglierle la vita. Poi la domanda che in molti si pongono: cosa pensava di fare una volta rapita? Saremmo potuti stare insieme, solo noi due, trascorrere tempo insieme. Nell'interrogatorio col suo legale emerge anche un dettaglio sul coltello spezzato utilizzato a Vigonovo nella prima fase dell'aggressione a Giulia. Risulta che del primo coltello, quello che si è spezzato, sia completamente privo di macchie ematiche e non vi è alcuna lesione sul corpo di Giulia riconducibile a quella lama. È sicuro di aver colpito con quel coltello Giulia oppure no? Non lo so. Turetta, rispondendo ancora una volta al suo avvocato che gli ha chiesto se avesse provato a togliersi la vita, ha detto di aver preso il coltello a Berlino proprio perché voleva provare a colpirsi, ma poi ha continuato: è vergognoso dirlo, non sono riuscito a farlo. Infine. Mi sento anche in colpa a pensare al futuro, visto che lei non può più. E lei comunque non è una persona meravigliosa, perché comunque aveva ancora affetto per me, mi ha sempre trattato meglio di quello che pensavo. L'adempimento fondamentale era l'interrogatorio di Filippo Turetta, il quale ha pertanto esercitato la propria difesa materiale, cercando di ingranare la marcia della massima sincerità. Di questo io sono persuaso, di questo io sono convinto.